No, I'm not a writer. Buongiorno l'Italia. Vedi, io dovrei provare a non essere volgare nel canale, però come fai a non dire buongiorno un caso? Perché? Allora, è da un paio di volte, oggi ancora di più in teoria, che quando vado a fare GPL, però solo da questo distributore perché non ho modo di andare da altri, si blocca subito la pistola come se fosse pieno, no? E fa anche un po' paura sta roba, no? Cioè della serie comunque GPL non ce n'è, però si blocca e dici, "Beh". Dovrei adesso, dopo sento uno che fa impianti GPL qua della zona, il problema sarà come portargli il camper, cioè il quando, perché cavolo, so sempre che lavoro come orari, no? E quindi come cavolo faccio? Però vediamo di organizzarci e niente, perché la signora del distributore mi ha detto di provare anche in un altro distributore per vedere se succede anche lì. Però io adesso, siccome mi sono trasferito qua a Jesolo, non ho modo di andare, e nell'altro paesino, diciamo, dove c'è mia nonna, per capirci, lì non vogliono fare il GPL al camper, nonostante a cos'è, febbraio del 2018 sia venuta fuori la nuova legge che spiega, eccetera eccetera eccetera. Mi diceva la signora del distributore, non so se è vero, ti riferisco solo a quello che mi ha detto, che per evitare queste robe qua bisogna andare da un installatore GPL che mette nel libretto un'etichettina, un timbretto, non mi ricordo cosa, che attesta che il camper è nato col bombolone GPL, può fare rifornimento GPL, bla bla bla, insomma vabbè, adesso vediamo, speriamo non sia robe gravi, speriamo non ci sia a cambiare il bombolone, perché sennò sono tanti bomboloni, cioè tanti bomboloni per il bombolone. E vabbè, insomma dai. Sì, il problema non è che adesso mancano i soldini, però li stavo mettendo via per il camper nuovo, no? Cioè se c'è da cambiare il bombolone, comunque un 600 bomboloni partono via. CP, tu hai sentito che il bombolone fa i capricci e ti sei alzata come per dire, ehi bombolone, stai all'occhio, che ci sono io e ti do una morsicata alle valvoline, eh? Il punto è che adesso fa freddo e io sono anche in riserva, accidenti, non è il massimo. È vero che, vabbè, essendo qua in zona, avendo anche l'amorosa, posso andare a dormire da lei, insomma, ecco, che seccatura. Cioè, su seccature che accadono a chiunque, ma non parlo del camper, parlo anche a casa. Cioè, anche a casa ti si guasta la stufa, anche a me mi si è guastata la stufa quella volta nella casa vecchia. Ti si guasta la lavatrice, la lavastoviglie, tutto quanto, per carità. Però, insomma, sai, si stava così bene senza rotture di scatole, proprio la depressitudine tra noi, l'immosunamento dentro me, questa inquietudine, perché tu sai già che quando io sono immusunato sono tutto triste, vuol dire che non ho il camper, difatti vedi non sono dentro al mio veicolo ricreazionale, no? Buono veicolo ricreazionale. Ah sì, sono qualche abuso dell'Alessia che mi dà i passaggi, mi briga. E niente, allora, aggiornamento, cosa è successo? Non riesco più a fare gas, perdono la ripresa senza luce vibrante, ma ormai si è abituato a queste schifezze. E niente, non riuscivo più a fare gas ai distributori e allora ho provato un altro distributore, quella era tra le soluzioni, oltre a aver buttato un po' di svito nella valvola di ingresso, no? Però continuo a rognare, mi diceva il meccanico che non è la prima valvola quella che tocca la pistola, ma è la seconda valvola che praticamente è collegata a una specie di galleggiante, no? Che dà lo stop alla pistola del distributore quando rileva che il gas è arrivato entro un tot livello, no? Che dovrebbe essere l'80% della capienza del bombolone. Speriamo che questo signore, che ne parlano molto bene di questo meccanico che è serio, professionale, eccetera eccetera, riesca a trovarmi quel pezzo, perché sennò la scusa dell'altro era che non si trova il pezzo perché il bombolone è vecchio, cicicocò, e c'è da cambiare il bombolone, e quindi insomma speriamo non ci sia da cambiare il bombolone. Se ci dovesse essere è giusto dire se ci dovesse essere, non lo so, controllerò. E se ci dovesse essere, no, temporanea così, tanto non mi taglio, la metto lo stesso, quindi se ci dovesse essere per la terza volta, ho perso il filo del discorso come sempre. Cambiare il bombolone.
Ah, ecco, se dovesse essere di cambiare il bombolone, da questo meccanico qua c'è andato un mio amico col pick up, gli ha fatto 600 euro, quindi insomma a confronto degli altri prezzi che si sentono in giro, questo qua. Fermo là che ti passo dietro il Ah, meno il tuffo. Cioè io vedo. Vabbè. E così, quindi niente, adesso vado a mangiare dei maccheroni con la depressitudine e anche con un po' di funghi perché so che ho la depressitudine. Non ho i maccheroni però. Non hai i maccheroni, quindi mangerò la depressitudine con la depressitudine. Ecco, giornata di merda proprio così, porca, chiudi qua. Sì, però come non tutto il sale viene per cuocere, anche non tutto il male viene per nuocere. Il che no, non c'entra niente il fatto che dopo andiamo a Mirabilandia, no, perché saremmo andati comunque, anche se avevo il mio camper. Era un mio tentativo, diciamo, di sminuire le disgrazie, no? Di guardare il lato positivo. Però questa filosofia questa volta non ci ha azzeccato. Comunque allora anticipato allora che andremo a fare un giretto a Mirabilandia, però non è che ti faccio la puntina in Mirabilandia, quindi credo che se farò qualche video troverai tipo una specie di spezzoni vari, magari con la musichetta, niente di che, perché ovviamente non è un posto da puntinare, insomma. Chissà se vengo bene così, un po' in controluce, un po' dark, sono un po' quasi quelle interrogazioni, no, che fanno caserma. Sì, ai tossicodipendenti, agli alcolizzati di merda veneti. No, aspetta. Ecco, ogni volta che viene fuori, anche quando mi trovo magari con i fan o con altre persone, viene fuori qualcosa di interessante, no? Come discorso, io ho sempre la macchinetta spenta, cioè dietro alle quinte del dietro alle quinte, no, è incredibile. Quindi adesso la ritiro dentro a forza, praticamente stavamo dicendo con la Alessia, no? E lei era il discorso del montaggio video, no? Lei è arrivata al punto che diceva bravo, complimenti, nel senso che rottura si può dire coglioni, ma sì dai. No, ti sei detto che ti impegni ad usare un linguaggio più... Ok, quindi niente coglioni. È una rottura di maracas o di scatoline o è di noci. Sì, una rottura di coglioni. E allora no, le spiegavo che comunque i video li faccio come divertimento e quindi è un po' come guardare un film, però non è che tu hai voglia tutti i giorni di guardare un film, capisci? Sono i momenti in cui hai voglia di guardare un film e i momenti in cui per niente al mondo proprio ti guarderesti un film. Stessa cosa i video, no? Ci sono i momenti che ho proprio voglia di fare i video ed è un divertimento, è un relax, e momenti proprio che non ce la farei proprio, insomma. Tipo adesso non riuscirei mai a montare un video perché ho la depressitudine del camper, quindi ti tramando un po' la depressitudine proprio per quel discorso psicologico che facevamo in Francia col deturpamento estetico dei paesi, no? Perché se tu vedi sempre i bei posti, le cascate, la natura eccetera, ti abitui, allora ci vogliono un po' di posti si può dire di merda, di cacca, di fece, cacchina, di escremento, di merda e letame c'è scritto anche sul dizionario. E allora così ti abitui, no? Un po' anche alle brutte notizie, così poi quando passi alle belle notizie, ai momenti belli, dici oh che bello, siamo usciti dal tunnel, hai capito? E quindi va bene così, sì, È entrata a Jesolo Lido, no non è vero, siamo neanche a Jesolo Paese. Volevo vedere se eri attento, se sai la geografia. In realtà dovevo solo vedere come riprendeva la macchinetta di notte impostata praticamente in automatico. Cioè l'ISO è in automatico, l'esposizione è in manuale, l'unica cosa che ho messo in manuale è l'esposizione. E che forse era anche sbagliato perché adesso ho messo l'ISO in manuale ed è proprio leggermente più scuro della realtà e è a 3002. Proviamo a alzare così, aspetta perché adesso non è che sta diventando un canale tecnico, così a 6400, no la realtà è 6400, però credo che venga disturbato e venga anche un po' da culo così correndo in macchina. E in più tacchignando le mani avevo messo i tempi a 1.80, invece andava a 1/50. Però vedi al monitorino sembra che si veda bene. E dopo in realtà magari vedi cacca, vedremo. E anche la Alessia vestita da topazzo, dopo mi bestemmia dietro e dice cazzo non si vede niente, non si capisce niente, però no, secondo me si vede bene adesso. ISO 6400, tempo 1.50, apertura diaframma 1.8
e ho corretto un attimo il bilanciamento del bianco. E dopo avevi tutti sti tremoli qua che vedi, è perché nelle strade di Jesolo giustamente ci sono tante buche. Chissà perché ho detto giustamente. No, ma guarda che macchina da Sky che ha l'Alessia, attento, praticamente chiudi, vedi c'ha la lucetta accesa, no? Chiudi questo, occhio, tac, si spegne la luce, apri, si accende la luce, chiudi, si spegne la luce, apri, si accende e va avanti così fin domani, insomma. Il camper mi ha lasciato e non passa più, la depressitudine tra noi. Oh dai! Alessia stia zingana. Anche il pigiama sotto se ti interessa. Buona che il pigiama.